Siamo qua a difendere le imprese agricole e gli imprenditori agricoli. Le nostre associazioni Agrinsieme difendono le imprese agricole, non i carrozzoni! Evviva Agrinsieme! Qui oggi abbiamo la presenza di due consiglieri regionali, il consigliere Guzzanti e il consigliere Pigozzo. Io darei la parola a Pigozzo come consigliere regionale perché è anche il nostro collega, nel senso che è anche un agricoltore, quindi ben volentieri. Bruno Pigozzo, se gentilmente vuoi salutare i tuoi colleghi. Sì, buongiorno a tutti. Stiamo con i piedi per terra anche se siamo a Venezia, una città dell'acqua, però è necessario adesso in questo momento dove i nodi stanno arrivando al pettine. Il valore del mais o del latte è uguale per tutti. Chi non divide il mondo agricolo ha degli altri interessi. Qualcuno ha 2 milioni di interessi all'anno. Quindi non stanno qua quelli che lavorano per dividere il mondo agricolo. Noi siamo qua per dire basta a chi ha usato l'agricoltura per fare i propri interessi. Perché i problemi delle aziende agricole non hanno più tempo per essere risolti, devono essere portati all'attenzione della politica in maniera determinata e continuativa. Questa è una raccomandazione che faccio nell'invito del Presidente Scanavino, veramente è su questa strada che dobbiamo proseguire. Abbiamo un concetto nuovo, il noi! L'io è una cosa vecchia e dobbiamo superare questo scoglio. La burocrazia veramente ci sta opprimendo e sta chiudendo le nostre imprese. Credo che non ci sia ripresa senza impresa e noi siamo imprenditori, ma non ci viene riconosciuto il nostro ruolo. Il mondo ci chiede di fare agricoltura per sfamarlo a prezzi irrisori, non ce la facciamo più. Siamo qui a protestare per i nostri diritti e per quello che ci spetta. La terra è un bene indispensabile, ma con l'IMU sopra sicuramente è difficile combattere. Voi conoscete un settore dove i prezzi sono rimasti quelli di 25 anni fa e i costi anni fa? L'agricoltura! Voi conoscete un settore dove un vitello lo si vende oggi a 40-50 euro quando 20 anni fa lo si vendeva a 250-300 lire? Quello è il nostro settore. Se abbiamo un motivo per essere qui a protestare è proprio perché i nostri costi, che sono andati in pari all'inflazione, non ci possono permettere di sostenere i nostri prezzi che invece sono rimasti da tutta la regione. Tutta la regione del Veneto. Ma quello è bello, quello è piaciuto. Grazie, l'hai fatto un capolavoro. Quello mi è piaciuto. Sentire la voce dell'agricoltura è importante per il nostro paese, è importante per il mondo, un'agricoltura di cui nessuno tiene conto. Grazie ancora, passo 2 parole anche a Giordano nell'attesa che arrivi la politica dei nostri presidenti regionali di Confagricoltura e di CIA. Grazie a tutti. Bravo! Ricordiamo. Bravo! Bravo! Anche a tua zia però, agricoltori che sono nelle piazze d'Italia sotto le bandiere di CIA di Confagricoltura.